32esima e terzultima giornata del campionato di Serie D Girone A, c'è profumo di derby al Broccardi di Santa Margherita Ligure, dove Bogliasco e Lavagnese si sfideranno nei 90 minuti che possono valere un'intera stagione. Ospiti terza forza del campionato decisi a cancellare la sconfitta contro Chieri, diretta concorrente nella corsa play-off di domenica scorsa. Dall'altra parte i padroni di casa, lontani dal successo dal 24 marzo scorso, sono alla disperata ricerca di punti per non essere risucchiati nella lotta play-out. A pungere per primi in avanti gli ospiti è il 12esimo Currarino Valcross. Dalla sinistra sul secondo palo c'è Franca, buono lo stacco di testa, Dinaro ci arriva in qualche modo ma l'azione continua, sfera ancora tra i piedi di Franca che con irruenza viene bloccato in area dalla retroguardia avversaria per il signor Matteo Proietti. D'Eterni non ci sono gli estremi per un calcio di rigore e fa segno di proseguire. Ci provano i locali al minuto 23, bel traversone dalla sinistra di Riggio per la testa di Zunino, uscitaccia di Dondero che senza troppi complimenti travolge proprio il numero 2 in maglia blu. Ci pensa Merlin a spazzare via il pallone, ad allontanare ogni pericolo e la partita potrebbe sbloccarsi al 34esimo per un episodio a dir poco fortuito. Vinci dalla destra, va al cross, quello che esce dai suoi piedi è però un tiro in porta vero e proprio. Dinaro immobile può tirare un sospiro di sollievo nel vedere la sfera superare di poco la traversa e sullo scadere ancora un tentativo bianco-nero. Dalla bandierina va Poesio, pallone respinto che finisce a Venuti. Il capitano ci prova da fuori area con un tiro che va a fare la barba al palo. Un primo tempo povero di emozione finisce dopo un minuto di extra time, ma andiamo a vedere cos'è successo nella ripresa grazie alle immagini e al montaggio del nostro Alessandro Spigno. Il Bogliasco scende in campo subito determinato, il tiro di Zunino al primo minuto è solo l'incipit di una seconda frazione di gioco tutta tinte bianco-blu. Al 9° minuto si alza la bandierina del fuorigioco su quello che sarebbe stato l'1-0 dei padroni di casa. Volpe riceve da Zunino e fredda Dondero con un palo gol di precisione. Rete come detto però annullata, da rivedere la posizione del numero 10. Ma che spreconi al 15esimo i ragazzi di Nicolini. Zunino ruba palla a Dondero, la sfera termina Romei che incomprensibilmente opta per l'assist in mezzo nonostante la porta sguarnita. Il tentativo di Volpe viene poi respinto dalla retroguardia ormai ben piazzata. Lavagnese completamente imbambolata, ancora un brivido al 21esimo. D'Ambrosio da centrocampo lancia Romei che scattato sul filo del fuorigioco si ritrova tu per tu con Dondero che attento respinge. La porta bianconera sembra stregata ma al 28esimo si rompe l'incantesimo e arriva il gol del Bogliasco. Il neoentrato Mortari mette in mezzo per Romei che non deve fare altro che schiacciare a rete regalando ai suoi la gioia dell'1-0 e la vittoria del derby del Levante. Due tempi che sembrano appartenere a due partite differenti, con una prima frazione di gara sostanzialmente equilibrata e un secondo 45 minuti in mano completamente alla formazione di casa. Vittoria del Bogliasco quindi sostanzialmente meritata, ma soprattutto 3 punti fondamentali seletti in chiave anti-play out.